Plebiscito per l'Euluco Orlando a Palermo, dove l'esponente di DV si è imposto nel ballottaggio tutto interno al centro-sinistra su Fabrizio Ferrandelli, il vincitore delle primarie sostenuto dal PD. Orlando ha vinto col 72,43%, pari a 158.010 preferenze, oltre 50.000 in più rispetto a quelle che aveva ottenuto al primo turno. Per Ferrandelli, secondo il risultato definitivo di tutte le 600 sezioni, hanno votato 60.139 elettori, il 25,57%. L'affluenza è stata del 39,7%, la più bassa nei ballottaggi in Sicilia, meno 23,4% rispetto al primo turno. Il consenso nei miei confronti mette ulteriormente in evidenza la questione etica. Parlare di Lombardo è come sparare sulla Croce Rossa. Il problema è che accanto alla Croce Rossa c'è il PD. Mi auguro che Bersani, non dico D'Alema che come Andreotti ha detto di non votare per me, si dia una regolata, perché Palermo non sopporta più questa alleanza alla regione. Ci aspetta una stagione carica di insidie ma anche di speranze. Non mi avvarrò della maggioranza dei 30 consiglieri comunali per imporre scelte, ma come contratto di assicurazione, una valvola di sicurezza. Cercheremo di coinvolgere tutte le forze politiche perché l'impresa che ci aspetta è troppo ardua per essere affidata solo a 30 consiglieri comunali. Faccio subito appello a tutti i palermitani, a tutte le palermitane che ringrazio per avermi votato, facendo appello anche a coloro che non mi hanno votato di contribuire sicuramente ad una grande unità della città per affrontare problemi drammatici da far tremare le vene ai polsi, ma che affronterò con amore e con esperienza che mi derivano anche dall'età. Ogni tanto l'età serve a qualcosa. Dobbiamo tornare a rispettare questa città, dobbiamo mettere a posto l'amministrazione comunale. Per questo, come annunciato in campagna elettorale, farò una scelta molto forte, farò io l'assessore al personale, perché voglio rispondere io di fronte ai dipendenti comunali che saluto e che spero di salutare al più presto a Palazzo delle Aquile, augurando loro buon lavoro, la garanzia che le scelte, gli incarichi dirigenziali, i carichi di lavoro non verranno fatti in base a logiche di appartenenza, ma in base invece a criteri di competenza. E voglio dire ai palermitani e alle palermitane che quando vanno in un ufficio comunale, quando andranno in un ufficio comunale, le cose non funzioneranno come loro hanno diritto che possono funzionare e non riceveranno risposte in tempi e in forme adeguate, ci metto la faccia, sono io responsabile, non un delegato del delegato. Da questo punto di vista io credo che ci aspettano anni nei quali dobbiamo coniugare emergenza e progetto, ma guai a occuparci soltanto delle emergenze, rischiamo fra 5 anni di essere ancora nell'emergenza e noi dobbiamo far camminare di pari passo emergenza e progetto, per cui fin dall'inizio dobbiamo sapere da quale porta uscire dall'emergenza.